È veramente una grande tragedia per Scorzè e per il paese di Peseggia in particolare, perché questo incidente dove ha trovato la morte Nicola ha colpito e sta colpendo il paese. Scorzè in lutto per la morte di Nicola Cercato, il 49enne di Peseggia che ha perso la vita lungo via Moglianese Nuova in sella al suo scooter contro un pick-up che stava svoltando. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Cercato, sbalzato nel fossato che costeggia la carreggiata. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto durante il tragitto in ospedale. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo buono, un lavoratore stimato, nonostante la sua vita non facile, con un passato segnato da perdite familiari dolorose. Lui e il fratello maggiore di 10 anni, Roberto, hanno perso il papà in tenera età, poi è mancata la mamma. Da qualche tempo, dopo aver vissuto a Vittorio Veneto per un po', era tornato a Peseggia dove lavorava come giardiniere, a poca distanza dal fratello, da sempre suo punto di riferimento. Nicola era una persona che ha dovuto affrontare tante difficoltà nella sua vita e a maggior ragione una fine così tragica e a 49 anni fa pensare. Esprimiamo le grandi vicinanza nostra nei confronti del fratello e di tutti i familiari e amici perché effettivamente è un momento di grande dolore e di grande tristezza. Nicola non era sposato e non aveva figli. Il fratello racconta che era una persona molto responsabile anche alla guida. Amava la montagna. L'incidente, il secondo a distanza di pochi giorni da quello in cui ha perso la vita Dimitri Pastrello, ha riacceso una polemica sulla sicurezza stradale di via Moglianese. I residenti chiedono interventi immediati.